Se non si fa qualcosa non ci sarà più neanche la strada. Se arriva oggi una mareggiata di libeccio, domani la strada è a terra. Questa cosa non l'ha capita nessuno ancora. Previsioni azzeccate. L'allarme Giuseppe Vita, presidente del comitato Voce di San Leone, l'aveva lanciato meno di un mese fa. Alla prima mareggiata ieri una porzione della pista ciclabile delle dune ha ceduto. Tratti di costa sempre più consistenti ormai erosi dal mare. Un fenomeno annunciato ma che non viene efficacemente arginato. Tutto questo certifica la scarsa attenzione e disponibilità da parte di enti e istituzioni ad intervenire prima che le situazioni precipitino. E così siamo alla conta dei danni e ai disagi. Nessun danno alla struttura, i danni che hanno causato derivano da una ordinanza di chiusura temporanea fatta in forma cautelativa, posta in essere in forma cautelativa dal commissario che però non prende in considerazione il fatto che questa chiusura è causata da una loro inefficienza. Noi chiederemo i danni al Comune e naturalmente con gli avvocati ci stiamo già muovendo a tutela anche di una immagine che invece vede nell'immaginario collettivo una struttura pericolante che sta crollando. Un mese e mezzo fa noi abbiamo detto al Comune che c'era questo rischio di crollo, siamo stati inascoltati, hanno transennato dicendoci che era l'unica cosa che potevano fare, la Protezione Civile ci dice che non c'è una condizione di serio pericolo per persone e cose, che basta transennare e si risolve il problema. Ad oggi noi paghiamo un danno pur avendo messo in sicurezza la nostra struttura perché il Comune ancora una volta non è riuscito ad adempiere ai suoi doveri in maniera precisa e puntuale. Poco tempo addietro era stato fatto un ripascimento che non è stato completato, perché? È stato fatto c'era un progetto di ripascimento che doveva completarsi in due atti. Il primo atto è stato quello completato con opere per le quali sono state spese circa 2 milioni di euro. Dopodiché la restante somma è stata in qualche maniera spostata da un capitolo di spesa ad un altro durante l'inverno perché c'era un'emergenza in centro storico, non è stato completato l'intervento di ripascimento, vanificando quello dell'anno precedente e poi portando noi a perdere anche a mettere a rischio un investimento grosso che abbiamo fatto come struttura privata, perché quando è partito l'investimento noi abbiamo acceso con la nostra banca un mutuo di quasi 180 milioni di euro delle vecchie lire per realizzare una struttura importante, visto che poi comunque i pericoli dell'erosione erano in qualche maniera stati messi da lato. Quando le cose poi succedono, ma solo dopo, si cerca di correre ai ripari. Già ieri sera si è messo al lavoro il deputato regionale del PDR Michele Cimino, il quale ha annunciato di aver incontrato il neoassessore regionale alle infrastrutture Maurizio Croce. Mi è stato assicurato il massimo impegno, fa sapere Cimino, al fine di trovare urgentemente una soluzione al problema, per limitare quanto più possibile danni, disagi e disservizi, ed evitando altre insidie nei confronti della carreggiata nel tratto colpito. E anche il parlamentare all'Ars del nuovo centrodestra Vincenzo Fontana prende posizione. Ha presentato un'interrogazione nella quale chiede interventi idonei e drastici per salvare la costa e l'economia agrigentina.